55 applausi ed un'ovazione finale di 3 minuti. Il discorso di Sergio Mattarella, dopo aver giurato per il secondo mandato da Presidente della Repubblica, è stato salutato con un continuo battere di mani da tutte le ali del Parlamento. Non mi sottraggo alla responsabilità a cui sono stato chiamato, ha detto il Capo dello Stato, che ha anche aggiunto: non possiamo permetterci ritardi né incertezze, dobbiamo disegnare e iniziare a costruire l'Italia del dopo emergenza. Il mio pensiero è rivolto in particolare agli italiani che soffrono e si aspettano un sostegno. La relazione di insediamento è durata 40 minuti, in cui il Capo dello Stato ha ripercorso le priorità della nazione e ribadito la necessità di riallacciare il rapporto tra gli italiani e le istituzioni. Un discorso intenso in cui ha sottolineato l'importanza della dignità in tutte le sue declinazioni e il ruolo della politica e dei partiti quasi a chiosa delle fasi che hanno caratterizzato la sua rielezione, senza però assumere toni da reprimenda. Tema su cui non si è sfilato nell'ultima conferenza stampa prima di partire per Roma proprio ad assistere all'insediamento del Presidente, lo stesso Zaia, che ha svelato come Mattarella può rappresentare un aiuto per il conseguimento dell'autonomia del Veneto. Io ti ho detto, la situazione dello stallo porta qui, appunto, cioè non è che c'è soddisfazione e insoddisfazione, c'è un capo dello Stato e non c'è altro da aggiungere. Cioè, non è che è una tifoseria questa qui, cioè, il Paese ha bisogno di correre, di vedere investiti 229 miliardi di euro, i cittadini hanno bisogno di vedere il calo delle bollette, le materie prime che creano il fermo produttivo in molte aziende. Si è parlato molto anche di questo e spero che il governo faccia dei provvedimenti in tal senso, perché molte aziende e molte famiglie sono in grossissima difficoltà. Confida che il Presidente Mattarella darà una mano sul versante dell'autonomia? Sì. L'Italia è, per antonomasia, il paese della bellezza, delle arti, della cultura. Così nel resto del mondo guardano fondatamente verso di noi. La cultura non è il superfluo, è un elemento costitutivo della identità italiana.